Modas, sas bogues de sos cantadores a tenore. Su podcast de su progetto Modas. Su tempus de oe, su passadu e su tempus benidore de su canto a tenore, contados dai sos cantadores e dai Bustiano Pilosu. Predu Piras ha connottu su tenore in domo, cantande paris a su babbu e atterol de omo sua. Ha poi fatto un mesuoghe, parisi ad atteros cantores, sighinde sa ghia de ziu Armando Pira, cambianne poi diversas formazziones e cantanne con metas cantores de Nuoro. In sos annos 80 ha poi cominciato a cantare parisi a su coro de Nuoro, importante gruppo de polifonia a sanuorese, sempre senza mai si frimmare de cantare a tenore. Ha poi fondato su tenore Goine, portanne ananti una cricca per i totu sa zittade, po comprendere bene che le voti sa moda nuoresa in totu sas suas variantes. Iscultate Boscomo, sa resonata de Bustiano Pilosu, con Predu Piras. Salute. Salute Bida. Predu Piras. Predu Piras. Però tutti noi che ti conoscono come Pelettro. Dammi un reddo man posto cussu. Pelettro. E me lo mantenzo, ormai io quasi non rischia che te ne raia sa Predu Piras. Non mi conoscono. E infine se me da vita, Predu Piras e nas Pelettro mi che conosco. Eia, tocca denare Pelettro. Su cantatore a tenore. Tu hai cantato a tenore da esempio minore. Namus che devo su tenore la può cominciare a conoscere in domo. Chi su carrale, chi in cornao mio e chi in babbo. Quando sorella mia vitti andata in sposa chi dottore Punzone che va chi a contra e su carrale va chi a basso. E babbo vi bocca. Devo negoziamo del 72, 72, 73, poi 73 si pinterà su gruppo Santo Preto. Però proprio su primo sonammo su cosa da intendere, proprio dell'intendere, de venire dello vivere, ecco, e si sta in domo. Addirittura vedevo minore su babbo de connomeo, che aveva in bassa contra, e menava a tappi, pone su zippiri che aveva baroniese. Lei zippiri, non si chiama i titi, mi lo pompiavo, ma non so che su zippiri vi messo poco in nugoreso. E va che buonette menande questo sì, non comprendio. Però questo non me l'ha mai, no, vino al babbo, vi che sta messo qui te. Andiamo che in domo, abbiamo cominciato a ponere pedese in mezzo e su tenore, ecco. Poi il sin da zero, chi su no che Santo Predu, sa conoscenza che in Armando, che in attore scompanzo, no, namos che siamo fino a fondatore di Santo Predu. Che da 73 ho fatto parte del Santo Predu. Chi in Armando Piras. Su tenore. Su tenore, abbiamo cominciato a parlare in Guido Ramazzotti, chi Giovanna Serra, che su pure Iannara Giovanna Serra non lo conoscono, Nara Giacalì non lo conoscono tutti. O tu questa compagnia Edda, Predu tanto vi partito, tanto quando sono entrato io Predu vi partito militare, Predu Piga, Piccotto. E noi abbiamo cominciato, devo messo bocche, contro Guido Ramazzotti, basso Popo Micchi, Pasquale Musina, e bocche vitti si Armando. Chi poi, quando vi chiedavo, facciano a bocche Armando e Predu. E tu hai messo? E devo messo bocche, sì, devo cominciare come te messo bocche. E cantavo fino a si nivisa provas. Prima volta che mattai su 80 batteri mi ha fatto fare solo muttos. La prima esibizione che abbiamo fatto proprio ufficiale del Pronto Predu che si stava su 19 marzo del 80 batteri. In Nugore. E in come mi hanno fatto fare, mi ha fatto cantare sul muttos. Pizzino, Vabbè, però bello che sì, tu sì. De quale anno sei tu? Adesso che in 28 fedele mio, siamo il perciò fedele. è fine anno puro, che avevo fatto 63 anni come una chida. So scritto. E tu allo scontare. E tanto questo conto de su tenore voi è seguito però dopo. Dopo sempre sicchio, poi fino a su 76, che poi che era il Predu, abbiamo secchi a cantare Paris, poi il Predu 75, si chi vitando che sono racche, se deve più che a barare che sono Santo Predu. Bellissimo gruppo, e bello ammento spuro, un bello gruppo, un gruppo ballo e tenore, insomma, vimmo affiattato una famiglia. Poi battappi questo negozio che subiato, di costate una festa sempre di San Giuseppe. Avevamo fatto una discussione che vi parlavo e tanto vi parlavo con gli amici del folklore. Chi in cui beva che a parte sul Carrale, Paoletto Pintori, Pietrino Ted, Bivitti, poi ma che in Pietrino abbiamo fatto pagas provas e in cui vi parlavo bocche, cioè che va che io pezzi bocche. E fino a 15 Santo Preto tanto facevamo che in Armando bocche
mesu bocche deo, bocche issu, nos alternavamo, dai. Però pure si cantava fittisso. Ed ecco e poi andà da innanzi sempre che la mister folklore fino a 80, poi 80 qui pure mica suole fadau, tanto mi sono postato con tu mio. Poi unos 2 o 3 anni mi muttia nel suo gruppo a fare gittas, organizzavano un tenore, chi compare Peppedore, chi altro si accattava, e noi facevamo fare gittas. Poi 83 si pinterà su Corinugoro, però su Corinugoro vivi su tenore ma non più si cantava a coro. Poi dai queste esperienze di cose mi hanno tornato a cercare subiato da Cesare Carta, chi mi fa che un tenore, chi in Gavino, chi subiato più, chi in Cassiddu, e vi potrà a entrare in mese sul tenore, ecco. Chi poi, naro custo, sul tenore sempre su chi mi stai sempre interessava a me. Dei su coro, ma ligau Giampaolo, poi su chi vacchiatissu, chi piccava da sul tenore, tipo un duro, tipo una crapola, cioè mi ha fatto abbarrare, ecco, in cussu proprio su coro, che piccava dai su canto a tenore, e cussu mata lega su coro, se no adesso stavo sempre, cioè sul tenore per me stavo sempre in primis, ecco, venerdì su coro. Poi Kinguine, so collaborando, abbiamo fatto un CD, ho fatto registrazione, mi sono interessato a... Kinguine da canto bisese. Ma da una Kinguine, Guine este cadennare este valuirde deu stavo in Ive. Quando poi Santo Giovanni, che poi abbiamo fatto Guine, che in Paolido, che in Gavino, che in Giovanni Antoni Busio, poniamo le Guine. Che Guine vuol dire, cioè, este villaggio, che este su numero de Valuirde, su numero antico de Valuirde, non este Valuirde, la Madonna di Valverde, ma su nome este Guine, non este cosa. Quindi este un toponimo. Un toponimo di sì. Guine. Cioè, mi vivo partito non tanto per tornare a cantare a tenore, la verità, mi interessava, ha detto, boccare a campo, cosa di sul tenore di Nugaro, di Salvocca di Nugaro. E qua poi cominciare a intervistare, a poter dal fine. In quale anno il fine questo? Andiamo su 90 Kim, 96, 97. E fisi intervista in Vilnende? Gente anziana di Nugaro, dopo viene registrato. La registrazione che batte a Silvio in Nugaro, ma l'abbiamo fatta a noi, Kinguine e Kin Guido, Kin Taschedda, che come non vi spruso che in Savona, Kin Companzos. Ma registrazione che batte a Ziro, fino a questa registrazione che batte su che d'Arsesi, questo l'abbiamo fatta Deo, Gavino, Paolo Ido Pintori e Giovanni Antonio Busia. In una valagnameria di Seuna. Cade che d'Arsesi, ma da senti che non si chiamava chi cantava. Ma tutto ti può donare di Mario Quervedo, di Michele Tedde. Abbiamo registrato a Subia de Peppanzi, lo intervistavano, negoziavo e tutto. Da Subia de Suppettino, gente che sente, non mi dispiace ma che cantava, ma dopo ho cantato da pizzino, dopo ho cantato chi Subia de Zigarro, una delle scontra di Nugaro, una contra bellissima, come mi vede a Tazero mi firmava e mi veniva a cantare e si faceva cosa al finale, vai, che mi ammento, ma che mi commuove pure, ma da voce che non me la rammento, compreso, cioè mi è sempre interessato, però su cosa mi ho visto che boccare a pizzo certe cose, tipo tenere la zerata in mezzo, che sul tenore che bisogna poi la registrazione sul tenore della Michele Folklore, noi la zerata in mezzo la vacchiavamo già anni 70 proitte. Adesso la prima volta che ho inteso questa zerata in mezzo la vacchia su bede su Ivan Antoni Cardette. Qual è questa zerata in mezzo? Questa zerata longa, capito? La zerata in mezzo. Tu vai che sparti e poi la zerata. Ecco, cussa la vacchiana in Nugaro. La vacchia su Giovanni Antonio, la vacchia su Bia del Petteno, la vacchia su Bia di Susolina, ma da gente la vacchia. In sé una meda la vacchiana e non be la vacchia in Santo Predo. Come la zerata longa, meda la vacchia in Santo Predo e in Vicino non be la vacchia. Per esempio, la zerata longa la vacchia su Bia del Babbo. La zerata in mezzo non be la vacchia. Che poi la fanno in tutto. Se tu notas in mezzo a cose, che va a certa zerata, se scomette che ti manca chi la segue, scomette che ti manca sul braccio. E capitò viene essendo una mezzo bocca di Nugaro, no? Cantando Deo. Basse contra si firmano e si messo pochi sicchiti. Mi sta barravo appena. Ma commente no, che devi sicchire qua, no, che la zerata che ha fatto tu andavo sicchita sul tenore. Non si firma torna. E sapevo che torna a partire. Certo, sapevo che torna a partire. E in quella, cioè, cosa che ti poi da registrazione che ha fatto, la si intendia, sa.
La sintonias e torravano a campo certe cose, compreso. E come poi che la sono facendo. Cioè, mi è sempre interessato, sempre, e bittenzo meda sul tenore. Per me sul tenore, cioè, se mi pongono a separare coro tenore, sempre sul tenore. Che in tutto rispetto poi su Corinugos che sono come frate, per me, capito? E beh, certo, dal fatto parte... No, va con parte Galo. Fa che parte E va Galo. con parte Galo su Corinugos come te va con parte Vinar de Guine. E se scantenne come te bocche e su Come in tenore. te bocche, sì. E come ha problema da bocca, ha problema insomma... A Saula e ha problema. Sto no. aspettando di un problema, va. Va bene. Non bisogna, va infatti non bisogna né cantare a tenore, ma cantare a coro. bene. Ah, E non mi lascia cantare, dai. te del dente fastidio. Non mi lascia cantare. Certo, dispiace. Su quando ti sei scolato che hai fatto l'estero a Reionende, non ti puoi firmare, però ho sbagliato una cosa che ti queria precontare, da quando ti sei scolato, dai, me so che bocche, no? Questo è un passaggio, uno è narrato sempre una parte del sud e nord-est, però so che è il diverso da fare che il mesa. Certo che è diverso. Però a metà di questo che mi sa bocca è sa chi colora fino a su. Una volta che vieni ti sa bocca mia bocca, scusa che colora, chi sì che sa melodia sa bocca, è importantissima. Sa mia bocca è importantissima questo tenore. Come è importante cada pezzo. Però dato che non ha mia bocca, che batte sì che ti sa melodia, sì che ti su chi lascia sa bocca. No, non ti stavo, che io di Napoli già cantavo. Avremmo fatto mia bocca, però cantavo pure. Però che gli narrare è una specie di promozione a prima oca, no? Sì, comprende su che chiede narrare, ma Una responsabilità in sì, più su certo, sa bocca cantare. ha una responsabilità sul tenore, chi sa chi nata in pacas paragolas, sa chi ti nata come te cantare, su sa bocca commente fino a tutto, fino a sul tenore, però sa bocca è importantissima, fino da su moreccata, fino da su da sa cantone che canta, da su chi deve esprimere de sa poesia. Cioè, sa bocca il testo è scusso che devo scrivere, tu è poeta scrivere, devo l'accanto e devo interpretare attive, cioè devo musicalmente devo interpretare il sentimento tuo, cioè sa bocca scusa che esprime il sentimento. Si manca il sentimento a sa bocca. Se uno canta senza sentimento, per me no. Non vale. Non vale. No, tu devi cantare in coro. Uno che canta ti può donare finalmente da cosa, no? Noi sì, sarvocche, mentati questo. Promene, devo negozio promene. Sai cantoni che cantiamo, se las intendes, ti lasciano qualche cosa introattiva che ti ammentano. Se no, una cantone che a te non ti piace, non vi lascia cantare mai che sentimento ammentativo. Mai. E te ne rovi nascosto. Che una cantone che canta soie non la potrei mai cantare manco in casa che su sentimento che sa di prima. Che dipende sempre dai umori tuoi, dipende dai sadie, da come ti sei, dai me das cose. Però cantare che sentimento, cioè il tenore deve essere insomma, è inutile a cantare cantoni che avete già inteso. Pica un libro, le ghie, sa cantone che voi si le ghie e che voi abbarrata, cosa è sa vostra, cosa è sa tua. Che magari ti chieda cose in intro, chi ti tinaro, che non resistimo, però la si esprime. Però è importante, sa cantone è importantissima. Se non lo dà sentimento, per me non vi adesso manca a intendere. La prima volta faccio un esempio, la prima volta che ho inteso questa voce bellissima di Urune, questo pizzino, su Zovano, e te sei nata a Berrita, canta, adesso Zovano, sono studente. No, ma non è storunese. No, dei Vitti, cioè, scusa. Ah, de Bitti che Marieddu. Mario? Sanna. Parente su basso, questo. Parente de Pira, De su basso, de Solderi Munno e Lucco. Lei è la prima volta che ho inteso questo pizzino, questo tenore. Ma che non fa la lacrima, cioè cantavo, che non coro, che non una cosa, e sul tenore che è tutto, che hanno inteso la mia voce che partivano a bassa e conto per parte brava. Non che la ponessimo proprio toccando la luna, cioè, bravo, e cantando proprio che sentimento, cioè tu non intendi quando canta che sentimento. Quando una voce scantante, però che cantare, per fare che rispetto, però che, no. Infatti ti ne rovi nascosto, me dar volta, e penso che capite fino attive, ma dar volta se chiediamo intendere un bello tenore, una bella voce,
dobbiamo andare in una cantina, in un cogliovio, in uno sarano, in su parco, difficilmente noi intendiamo su che noi siamo inteso a pizzino, difficilmente. Sono d'accordo. È difficilissimo. Difficilissimo. Però bisogna curdos, commenta questo giovane che è nato due, che non timmene su palco e che magari resessini innanzi al suo pubblico su mantese a interpretare la poesia in una maniera bella. Sì. Bisogna curda spesso nel gai. Non si che ti tenaro veo, pro coso mio. Che canto brusanzia su palco, che prusu ti terminuiat. Compreso, ma... Prusu terminuiat. Compreso, cioè su spettacolo, è bello ella. Però ti abito a fine a cose che è una scala che tu hai. Invece quando tu sei spontaneo, sei ansia cantas, è inutile. Levate la buona madre, forse a barra i mesi che ne provare su un posto al tenore, che è un tenore che è questo mio. Forse che va la samata, mesi, andate a fare e non se la fa che nulla. Sì, bene, dai me da cose, ecco, dai su camus in intro, dai su che siamo a dare. Però sia la voce che sul tenore promene, quando canta, attacca l'usente, e poi la voce è importante che gli dia la melodia, che gli dia che gli scambi, cioè è importantissima, la voce sul tenore è importantissima. E lui l'importante è vincere su ritmo che dai da suo cantare, certo, no? Certo. Tempo, certo. La spasada, la spasada. Certo, non è ma fino a su batta con un timolo che ti pare spasante, poi sono importantissime. La spasada sono importantissime. Certo. Che pare che è importantissimo, cioè, ma dipende sempre dalla voce. Ormai noi che insomma abbiamo ascoltato tenore, no? Tanto a volte certi tenori ti piacciono poco da spasare. Certo, è importantissimo. Vado una passata che poi quando si torna a pesare in chi vivi con il silenzio, con il mutimine che tu si torna a pesare pare bessende a noi da noi schifo. Una volta mi hanno fatto un complimento una persona a me. Vimos cantando coi, ma non in palco, cantando coi non useranno, era in meda. E mi ha fatto, bravo, ma proprio questa spasata che ha fatto, questo è il fine a uno che suona, uno che musica, roba. Non è che canti importante, canto i cose le date a su tenore, a su tutto, cioè completa tutto, per tornare a cominciare, è una cosa che me non comprende, manco, che me non comprende, però è importantissimo. Mi ha fatto un complimento un musicista una volta. No, io vengo a Bizzo, all'ischi sentite, ormai scapitano in tutto il bidda, no? Chi narrano sul zioso, ormai che siamo noi spuri. Che non pacco noi spuri in cuore. Narrano. Però se troppo impressido scantende, no? Sì. Mi è capitato che a Reggio Nugai e su Zovano ma si intende questa registrazione solo, sa girata sprullestra si solo. Invece esiste proprio guda spasata da una che la sattera, certo. Che su tempo il giusto né troppo né pago, che a Savine dai su tempo sa tornare sale in su denore, a su chi è scurtende. Certo, sì. Come pare pruso accudito, a zigo pruso impressido, spara in tutto sostenore, a zigo. In meda sì, se non penso un po' sa passata, sa su chi si fa chi, no? È scambiato, dai, questa cosa, stiamo now prima, l'evoluzione va fino a questo. L'evoluzione va fino a questo. L'importante è che uno mantenga, non critica mai su un cambiato in tutto i sostenore. L'importante è da parlare sa padedda e di zerare sa mattessi padedda. Non che chi sarà che sarà fuori di stare nande cosa fa che su casconnuto, su tanta palla non bittorra sa. Tanta palla non bittorra. Manda da innanti su casconnuto e dovete tenere su casconnuto noi te la pongono già dai prima, era da prima recitazione di Indomo, però prima già recitazione di su Corinugor, di Armando, di su Via di su Francesco, di questo tenore che a me mi piace de Pepanzolo, mi piace questo tenore, questo timbre tenore, e su quel negozio che avevamo prima, questo timbre tenore che mi piace, questo basso potente, questo basso del petto, cioè questa contra sforzata, che pare che, e questo mi piace, ma intendendo tu vieni sul tenore che bestia di chischeddo, e stai su ma te si timbro, se tu stai attento,
è su matessi timbro, è sa matessi importazione, compreso? È questo che mi piace. Però deve sabarare sempre dentro i cu, e poi Donzune pone su uno bocca su suo, cioè deve stare sempre una identità sua. Cioè, cioè le ghie cantone, si impara per cantone, e sapessi che la catta scusa che è tua, che la catta per forza, l'abbiamo cattata tutti. Bappo me da scantone, bappo, descrivo pure qualche cosa, fesserias. Nammo sempre il gai, voi. Fesserias, mi piace, te cosa. L'importante è che abbiano sempre questa forza di andare da innanzi, di mandare da questa tradizione, e dai. E come non ti manda di la fa con un'attera, che anche in ufficio al regionatore, mi pare che si scanta mia il regionatore, tu. Sa dimanda è sopra questa cantone che ti appassionano. Quale poetas o quale tipo di cantone, quale temas ti piace di brusa cantare? Canto Medas, canto Peppino Mereu, canto a Montanaro, canto a Mureno, canto a Pirastro, le canto Medas, ma le canto Medas. Nammus che io preferio sempre nammus a cantone desamore, dai. Sa che esprimiti amoras e cusas, cioè una cantone, ne conosco vinas in malas, Medas, però non mi la scherio, cioè, no, mi piace che te pruso una cosa sulla. L'importante è che non sia di offesa, che non sia di criticare istiones e roba. Però preferio sempre sul tema amore, sì. Devo pure scrivo Meda su precusso. Sul resto no. Ti piace più spago? La scanto a livello di spuntino, per fare una pasta e riso. Andavo me dal fine del 29 che non sono, ma però sono una ironica, però basta chi li piaga all'interno perché può fine a offendere. Andapo me certo. Però preferio sempre a cantare s'amore. Anda bene che in questa paraulas de cantare s'amore mi pare che a finire menzul de goi una regionata non si può a finire e tanto la serrammo su in questa paraulas appunto che sa poesia bella può la cantare a tenore e sa poesia d'amore. D'amore. Grazie Saprito, grazie a te. Azis ascoltado Modas, sas bogues de sos cantadores a tenore, su podcast de su progetto Modas. Intervistas de Bustiano Pilosu. Produzione esecutiva de Diego Pani. Registrazione audio de Bustiano Pilosu e Gigi Oliva. Editing e mixaggio de Roberto Macis. Sigla è presentata de sas puntadas de Diego Pani. Sa sigla è su ballo dorrao de Fonne, cantato dai su concordo su connotto. Su podcast de Modas est un trabalho de SISRE, Istituto Superiore Regionale Etnografico de Sardegna.